Che esiste un piatto a Napoli che i poveri lo chiamano a carbonara dei poveri, spaghetti. Diciamo che questo è un piatto che nasce nel dopoguerra, quando abbina a nascere o creature nere, spaghetto alla popolilla, spaghetto dei poveri, sugna e uova e spaghetti. Un po' di sale, le uova e un po' di pepe. Adesso prendiamo gli spaghetti dall'acqua di cottura e li caliamo direttamente nelle uova. Aggiungete un po' di acqua di cottura della pasta. E anticamente non ci stavano i soldi per il pecorino, però lo abbiamo innovato negli anni con un po' di benessere. Questo era proprio povero, povero, povero. Ecco, la carbonara dei poveri. Qua ragazzi ci siamo, guardate che bellissimo. C'è anche chi mette l'uovo intero sopra, però a me mi piace così perché così poi si amalgama tutto il sapore. Guardate. Un po' di pecorino e mi raccomando, se facete pure voi questa carbonara dei poveri, scrivete a me nei commenti.